Solo ricordando quello che è stato, guardando indietro per guardare avanti, possiamo salvaguardare il tenore della nostra vita democratica oggi. E questo è il significato più importante che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, attribuisce al Giorno della Memoria, le cui celebrazioni a Venezia non dureranno solo 24 ore, non si limiteranno alla cerimonia ufficiale. La cosa importante è anche il fatto della differenziazione culturale, di tipo di arte, no? Ci sono eventi musicali, ci sono eventi teatrali, ci sono eventi di testimonianza nelle scuole, cioè l'offerta è variegata per permettere a tutti di riflettere anche a seconda della propria, come si diciamo, predisposizione, no? Uno può essere più interessato alla musica, uno può essere più interessato ad ascoltare, cioè cerchiamo di coinvolgere in tutte le maniere possibili per far riflettere. A Venezia, più che di Giorno della Memoria, forse si dovrebbe parlare di rassegna della memoria, riflettono della comunità ebraica, vista l'ampiezza del programma di questa ricorrenza, che ricorda non solo il genocidio degli ebrei, ma anche quello degli zingari e il sacrificio dei militari internati nei campi di concentramento. Quest'anno è particolarmente importante perché cade anche il cinquecentenario della nascita del ghetto. È una cerimonia che intendiamo avverrà a marzo, nella quale intendiamo avviare una riflessione proprio sui luoghi di chiusura che nel corso dei secoli hanno contraddistinto gli ebrei. Non c'è nulla da festeggiare, ma soltanto una riflessione sui luoghi di costrizione che hanno riguardato in particolare gli ebrei.